voi siete in anteprima i ecco, primi vedi, ci dai la notizia. a fornire la notizia. Allora, proprio oggi comunico di aver depositato questo esposto in cui, come attivista, animalista e anche membro del direttivo del Partito Animalista Italiano del Friuli Venezia Giulia, segnaliamo che ci sono in Friuli, specificamente al commissario di Cividale del Friuli, il commissariato di Cividale del Friuli, dei casi di conflitto di interesse di forze dell'ordine che contestualmente si occupano di rilasciare licenze di caccia. Ora c'è una specifica legge che nell'esposto richiamato, scritto, che vieta ciò, un divieto ulteriormente ribadito da una sentenza della Cassazione Civile del 2001 in cui c'è scritto nero su bianco che per polizia, carabinieri, guardia di finanza in tutto il territorio dello Stato è fatto divieto non solo fare i cacciatori ma anche occuparsi delle licenze di caccia. Ma abbiamo chiesto una verifica anche su altri territori e che i rispettivi comandi si facciano carico di questa problematica che è di evidente irregolarità e quindi venga sanato quanto prima questo vulnus. Okay.